È giunto il momento di conoscere il museo archeologico Teanum Sidicinum. Il museo di Teanum Sidicinum è ospitato nell'edificio storico del Loggione o Cavallerizza. È un edificio che si data alla fine del XIV secolo, alla fine del 1300, un edificio splendidamente conservato e restaurato. La soprintendenza, d'intesa con il comune, decisero di individuare qui il sito per un museo dedicato ad una civiltà particolare, una civiltà italica, il cui nome è quello appunto dei Sidicini, un popolo abbastanza misterioso che parlava una lingua simile a quella delle altre popolazioni osche della zona, quindi una lingua italica. L'allestimento racconta una storia che si svolge nel corso di molti secoli e che cerca di adattare questo racconto allo spazio delle due navate nel quale si articolano questi che sono i sotterranei della fortezza di cui faceva parte l'edificio monumentale. Sulla prima navata si racconta il periodo durante il quale i Sidicini abitavano per villaggi sparsi sul territorio. L'altra navata invece, la seconda, è dedicata al periodo in cui i Sidicini scelgono il modello urbano, abbandonano i villaggi e si pongono ad abitare sul sito di uno di questi villaggi che poi diventa l'attuale città di Teano. Intorno alla divinità principale di questa popolazione, che è Popluna, una dea che già nel nome raccoglie la parola populus, cioè il popolo, perché aiuta a proteggere l'insieme della comunità in quanto popolo in armi, intorno a questa figura di divinità, che poi in età romana sarà assimilata a Giunone, si raccolgono gli usi, i costumi, un mondo figurativo. Addirittura i Sidicini inventarono dei tipi statuari di terracotta nuovi, per i quali non si ha nessun confronto puntuale in altri luoghi né della Campania antica né dell'Italia antica. Saranno proprio i Sidicini e i Capuani che si recreeranno nel 343 a.C. a Roma, in Senato, a chiedere l'aiuto di Roma contro i Sanniti. E questo fornì a Roma l'occasione per entrare militarmente in questo contesto territoriale della Campania. I Sidicini acquisirono grandi ricchezze, cambiarono il loro rituale funerario, passarono all'incinerazione, come testimoniato dai materiali che abbiamo recuperato nelle necropoli e sono esposti. Le urne dove raccoglievano le ossa dei defunti cremati e soprattutto queste splendide stele di tufo che raffigurano alcuni defunti di particolare rango provenienti dalla necropoli urbana e che mostrano i Sidicini abbigliati come dei magistrati romani. E la città continuò a fiorire. Delle splendide case di età augustea, abbiamo esposto nel museo un esempio di mosaico in bianco-nero che troneggia nella sala dedicata alla città, ritratti, statue, iscrizioni che testimoniano dei magistrati, testimoniano degli imperatori, delle dediche che la città faceva ai vari personaggi eminenti e agli imperatori. In particolare la fortuna di Teano continuò ancora in età tardoantica e lo splendido mosaico dell'Epifania con la raffigurazione dei magi che vengono accolti dalla Vergine in trono con il Cristo benedicente è forse il capolavoro dei materiali archeologici, dei materiali che esponiamo nel museo. La visita al museo si conclude con la sala dedicata al teatro romano, che era luogo per eccellenza in età romana dell'incontro tra l'impero, le élite locali e la popolazione. Questo grande edificio si trovava
nella parte bassa della città, faceva parte di un complesso architettonico di grande impressione scenografica, articolato su 3 terrazze, presentava un santuario con un tempio, forse dedicato ad Apollo, sulla sommità di una collina, sulle cui pendici era appoggiato la cavea del teatro, e ancora più in basso, dietro la scena, si trovava un grande porticato dove potevano trovare riparo gli spettatori in occasione delle festività durante le quali si mettevano in scena le commedie e le tragedie. Il nostro itinerario continua alla scoperta della storia di Teano. Centro urbano importantissimo sia in epoca pre-romana e poi romana, anche nel Medioevo svolse un ruolo fondamentale nella storia di questo territorio. L'attuale centro storico occupa sostanzialmente quella che era l'acropoli della città romana. I conti longobardi di Teano svolsero un ruolo fondamentale nel controllo del territorio anche a confine con il Basso Lazio. L'importanza della città fu anche determinata dal fatto che in esse c'era una fortissima presenza benedettina, tanto che nell'883, quando l'abbazia di Montecassino fu distrutta dai Saraceni, la regola per 30 anni circa si spostò a Teano. La traccia della presenza benedettina a Teano è attestata da numerosi complessi conventuali monasteriali, tra i quali si ricorda la chiesa del IX secolo di San Benedetto a 3 navate, e il monastero di Santa Maria de Intus, che fu costruito in un primo momento a ridosso delle mura della città e successivamente nel XVI secolo fu spostato in adiacenza all'attuale museo archeologico. All'interno del tessuto urbano ancora oggi sono riconoscibili la chiesa di San Pietro in Acquaris, fondata nel V secolo, e la stessa cattedrale, che ha una storia estremamente complessa. Si ricorda il complesso conventuale con l'annessa chiesa di San Francesco, complesso edificato intorno alla seconda metà del XIII secolo, e la chiesa dell'Annunziata. Si ricorda anche il complesso conventuale di Sant'Antonio, conserva un pregevolissimo chiostro della seconda metà del XV secolo. Arte, cultura, storia, ma sono anche tante le tipicità offerte da Teano. I prodotti che troviamo qui nel territorio, diciamo così, a parte le nostre tante verdure che riusciamo a ritrovare, dalla insalatina rossa alla mela annurca, diciamo così, che è una mela molto particolare. Il prosciutto di maiale nero, che è una stagionatura di 30 mesi, è la massima espressione del prosciutto. Così teniamo i nostri formaggi da un gorgonzola fatto prevalentemente con solo latte di bufalo, non è gorgonzola, è un blé,
tipo gorgonzola, cioè un muffato, un erborinato, fatto prettamente con latte di bufalo. Dei formaggi di capra fatti nella zona di Fontanelle, una piccola frazione del paese. Poi teniamo i taralli delle monache di Santa Caterina, simpatici. L'olio, ci sono tanti produttori, ma in particolare 2 o 3 raccolgono le olive premature, c'è una bassa acidità, tanti profumi, erbacei e tutto. Così per completare i nostri vini. Teano, luogo tricolore, ha anche una gastronomia molto colorata. Benvenuti, siamo al ristorante Al Vecchio Mulino, è un antico mulino del 1400 attraversato da una cascata interna. La cucina è prettamente del territorio, dove si esprime in tutte le sue varianti stagionali. Partiamo dalle paste fresche per arrivare ai prodotti di maiale nero, che partiamo dal sanguinaccio e qui in una presentazione con la mela annurco del territorio. È un territorio, come dicevo prima, molto ricco di ingredienti. Partiamo dai porcini che si esprimono in queste 2 varianti, con la pasta e come antipastino la parmigiana. In questo periodo abbiamo dei carciofi in pasta sottile, abbiamo la cucina tipica, quella antica di una volta, rielaborata, diciamo, con una zuppa di funghi e castagne nel pane nero. Per andare alla scapece, un piatto tradizionale fatto con delle bucce di anguria, di melone essiccate durante l'estate per poi utilizzarle durante l'inverno con la zucca e le olive nere. Da pochi anni si è scoperto che il territorio è ricco, è presente il tartufo. Vi saluto, alla prossima, sempre qui a Teano. Almeno una volta nella vostra vita, vi faccio dicere, una camminata a un posto Garibaldi e Vittorio Emanuele hanno fatto l'unità d'Italia, hanno unito l'Italia ad Avenida Brì. E poi basta che voi appena vi informate all'assessorato oppure a qualche prologo che c'è stato, quante cose si fanno a questo paese, d'estate e d'inverno. Feste patronali, sagre, visite guidate, mostre, teatro all'aperto, al chiuso, musica, jazz. Sì signore, un jazz, un jazz d'estate e pure d'inverno. E poi a Tiana si mangia e si beve buono. E ora faccio dicere una cosa, vi devo svelare un segreto, che la televisione ha la scatola magica, fa un sacco di immagini, un sacco di cose, poi c'è sto digitale per terra, poi c'è sto satellite per l'aria. Però guardate, i profumi e a adore queste cose che avete visto, no? Se non ci venite a trovare, non potete mai assaggiare. Perciò, statevi buoni e arrivederci a Tiana, È facile giungere a Teano, visitate questo centro della provincia di Caserta, ma anche tutti i borghi d'Italia che vanno gustati non soltanto con gli occhi ma anche con il cuore. Per rivedere tutte le puntate potete cliccare sul nostro sito. Viva l'Italia e ci vediamo la prossima settimana. Ciao!